Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Allora, Fioi, perché c'è la zoccolona che pesca biondona? Allora, Fioi, io voglio ricominciare a registrare dal vivo, però quello lo voglio fare da Twitch, non da YouTube, perché voglio differenziare la cosa. Allora, ragazzi, sotto questo video potete vedere c'è il link del mio canale Twitch. Andate, se volete, mi potete iscrivere là, così potete seguire i live comediani. Allora, cosa voglio fare? Voglio fare praticamente usare Flashing Planet come gioco live per rispondere alle vostre domande, alle curiosità, per interagire con voi in maniera semplice, senza distrarmi dal gioco, perché con Fishing Planet posso permettere di far vedere anche i tornei dal vivo. Boh. Poi voglio fare NBA dal vivo, perché se non ho più voglia di registrarlo, me lo chiedete in tanti, e forse dal vivo può rendere di più. Adesso, visto che abbiamo già vinto il primo anello. Buono. Poi mi piacerebbe fare un evento in MotoGP online non so, con 10 persone, e chiaramente non so come fare, li possiamo fare come fa il buon Sutil, che praticamente chi fa il tempo migliore. Adesso vediamo, questo ci ragioniamo, ecco, sul prossimo live ci ragioniamo come fare questo. E niente, insomma, fare così praticamente per interagire con voi, però usare un'altra piattaforma. E per fare tutto questo, ieri ho fatto un live di prova e un iscritto mi ha consigliato di scaricare Telegram. Io l'ho scaricato e ho creato un canale Comenda Veneziano, Comenda staccato Veneziano, sempre CEV grande, e il mio username è Comenda Veneziano tutto attaccato, sempre CEV grande. Comunque tutto in descrizione anche questo. Così se tipo c'è un live venerdì alle 21 io ve lo scrivo là, così voi lo sapete, senza aver problemi andare fare un video solo per annunciarlo. Mi sembra ridicolo. Su Facebook ormai mi segue poca gente perché Facebook lo uso poco. A questo punto, ragazzi, se venite sul canale di Telegram, ogni volta che c'è una novità io vi scrivo, così voi lo sapete. E mi sembra la cosa più giusta, ecco, ragazzi. Quindi ecco, sotto questo video c'è il link del canale Twitch e seguitemi là, così ci spariamo le live e ci divertiamo come con PES, che comunque anche PES non è abbandonato, assolutamente. E c'è anche il canale Telegram più l'username Telegram, così se entrate possiamo spararci live comendiano e voi sapete tutto, perché sennò diventa un po' complicato la comunicazione. Ecco, invece per quanto riguarda il canale Formula 1 2014 non posso farlo per problemi di copyright, non chiedetemi il motivo, non lo so. Ci saranno tutte le serie in corso, da Pro Cycling a Football Manager a MotoGP 15 e poi Valentino Rossi The Game, come si dice, soprattutto quelle in corso, ecco, Fishing Planet, Fly Simulator, la serie con Mito, e dopo partiremo con la serie con Sutil su Valentino Rossi The Game, quindi il canale è ricco di contenuti, ecco, voglio portare un po' di cose, anche se il tempo, ripeto, sempre meno, perché col lavoro è veramente aumentato ancora di più il tutto, però sapete che per me il canale è divertimento e stare insieme, e sono passato, insomma, si sta cercando di lasciarmi alle spalle questo brutto periodo che ho avuto anche grazie a voi, grazie al canale, quindi assolutamente il canale rimane attivo. Ecco, dai, questa può essere un'idea, quindi se volete, Twitch live, adesso vediamo la prossima quando farla, anche domani, vediamo un po' la risposta anche su Telegram. E niente ragazzi, avete tutto in descrizione sia Twitch che Telegram, quindi aspetto i comendiani pazzi pronti a ricominciare le live in maniera importante. Ho messo questa foto perché, visto che si parla anche di Fishing Planet, e che voglio usarlo, ripeto, come gioco tipo da Fact Time, una roba così, una specie, ma che se non è, è più un comenda, un vaneggio comendiano, perché non mettere una bella zoccola che pesca? Ecco, mi sembrava la cosa giusta per concludere al meglio il video. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano e niente, aspetto con ansia il 16 perché ho una voglia matta di cominciare Valentino Rossi The Game, sia da solo che con Sutil. Ciao!